Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi partiamo da una notizia che ci riguarda il nostro gruppo Media Nord-Est. È una buona notizia perché la Corte di Cassazione ha messo una pietra tombale definitiva sull'interdizione dall'attività del nostro azionista di maggioranza, il proprietario di Media Nord-Est, Giovanni Yannakopoulos, ingiustamente accusato di aver minacciato il direttore generale della ULSS 7 Bramezza. Vediamo il servizio di Ferdinando Garavella. Il ricorso della Procura di Vicenza sul caso Bramezza è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta della Procura Berica, che aveva impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame, che aveva totalmente annullato l'interdizione dall'attività di editoria di Giovanni Yannakopoulos. La Corte si è espressa confermando nel più alto grado di giudizio quanto decretato dal collegio giudicante della sezione del Riesame ad appena un mese dall'interdizione emessa dalla Procura, ovvero che non emerge in alcun modo una qualche forma di minaccia né diretta né indiretta nei confronti del DG dell'ULSS 7 Carlo Bramezza per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio o a omettere o ritardare atti. Questo si leggeva nelle motivazioni della revoca della misura interdittiva da parte del Riesame, che smontava una a una le accuse nei confronti degli ingegner Yannakopoulos. Una posizione molto chiara anche sui servizi televisivi, che per il collegio del Riesame non avevano carattere diffamatorio e anzi erano basati su di un innegabile interesse pubblico. Lo stesso interesse pubblico del quale non è priva la situazione personale di sovraindebitamento del direttore generale Bramezza, maturata in precedenti attività lavorative. Una decisione, quella della Suprema Corte, accolta con soddisfazione dall'avvocato Maurizio Paniz, legale di Giovanni Yannakopoulos. Sono molto soddisfatto che la Cassazione ieri abbia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura del Tribunale di Vicenza verso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Venezia, che aveva a sua volta cassato la decisione del GIP di Vicenza che bloccava l'esercizio dell'attività di editoria in capo all'ingegnere Yannakopoulos e quindi ad Antenna 3 e a Rete Veneta. È stata una, come si dice, battaglia giudiziaria complessa, articolata, nella quale una volta di più ha trionfato il rispetto del diritto di informazione, del diritto di cronaca, del diritto di dare ai cittadini le giuste informazioni anche nei confronti di coloro che gestiscono posti importanti, che hanno un ruolo di apparente potenza, che sembrano intoccabili. Nel caso specifico Antenna 3 e Rete Veneta hanno fatto il loro dovere, hanno dato le informazioni corrette e fa piacere che la Cassazione abbia confermato questo tipo di principio. Un provvedimento che conferma ancora una volta l'importanza della libertà di stampa, il diritto all'informazione e di critica giornalistica. A maggior ragione quando l'oggetto dei servizi è un argomento fondamentale per i cittadini, come la sanità. Non a caso il Riesame aveva infatti citato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. La Cassazione pone quindi una pietra tombale sul provvedimento cautelare, garantendo il rispetto dei valori della professione e nell'ottica dell'interesse dei cittadini da parte della redazione giornalistica, cosa che continueremo a fare oggi, domani e sempre. Avremo modo di commentare questa vicenda una volta che saranno rese note le motivazioni di questa sentenza, però vogliamo dire che è incredibile, è assurdo, è inconcepibile che nel 2023 un uomo di 82 anni con una storia imprenditoriale di primissimo ordine, fondatore di un grande gruppo televisivo che è Media Nord-Est, padre del nostro editore Filippo Yannakopoulos, venga sbattuto in prima pagina, accusato in maniera infamante di avere fatto telefonicamente e tra l'altro indirettamente comunque delle pressioni o delle minacce che non sono mai state fatte, con accuse di diffamazione nei confronti delle nostre redazioni. Una vicenda sconcertante e intollerabile per chi fa un lavoro d'impresa e che viene interdetto. È stato interdetto per un mese, l'interdizione doveva durare un anno, il Tribunale del Riesame aveva smantellato una prima volta l'impianto accusatorio
ora la sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Questo dimostra che davvero il rischio per gli imprenditori, ma per tutti i cittadini, di finire in un tritacarne giudiziario è altissimo ed è davvero inaccettabile che si possa arrivare a tanto, rovinando la reputazione di una persona, di una famiglia e di un gruppo imprenditoriale. Andiamo avanti con la cronaca e vediamo, di nuovo torniamo sulla tragedia di Fara Vicentino. Un uomo aveva dato in escandescenze, aveva sfilato una pistola a un carabiniere, sparando poi all'impazzata, ferendo un vigile, poi è stato ucciso dagli uomini dell'Arma durante questa sparatoria, ma nel frattempo adesso sono indagati il carabiniere e il vigile urbano che era stato ferito. Vediamo. Si infittisce il giallo della sparatoria di Fara Vicentino, costata la vita a un 28enne marocchino. Sale infatti a 3 il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il conflitto a fuoco avvenuto in via Crosara nella mattinata di lunedì. Oltre al vice brigadiere del radiomobile di Thiene, già indagato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, è finito nel fascicolo della Procura di Vicenza anche Alex Frusti, l'agente della polizia locale del distretto nord-est vicentino, colpito da Sufiana e Bubagura prima che questi venisse ucciso dai colpi di pistola sparati nel violento scontro a fuoco. L'ipotesi di reato per Frusti è la medesima, anche se molti dubbi sulla dinamica degli eventi verranno sciolti solamente dall'autopsia sui resti del marocchino che si svolgerà oggi. Indispensabile infatti capire da quanti colpi sia stato raggiunto l'uomo, motivo per cui è stata disposta dal pubblico ministero pure una perizia balistica. L'esame necroscopico è fondamentale per chiarire se il 28enne fosse sotto l'effetto di sostanze nei concitati momenti della sparatoria. Nel frattempo proseguono le indagini anche a carico di Bubagora, con sopralluoghi nella sua abitazione e approfondimenti sulle sue frequentazioni. Da quanto emerge dal contesto pare infatti che la vittima della sparatoria abbia proferito parole che farebbero pensare a una sua radicalizzazione, anche se la famiglia avrebbe smentito più volte questo dettaglio. Migliorano intanto le condizioni di Frusti, ricoverato all'ospedale di Sant'Orso con una ferita molto pericolosa al petto. Secondo alcune fonti, il proiettile sparato dalla pistola che il marocchino ha sottratto a uno dei 2 carabinieri avrebbe sfiorato il cuore. E sulla sparatoria di Fara è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ha richiamato l'attenzione sulle dinamiche migratorie internazionali. Questo era un migrante che tra l'altro non era neanche residente in Veneto. Vediamo. Le indagini sulla sparatoria di Fara sono ancora in corso e migliorano le condizioni dell'agente ferito. Ma la vicenda ha suscitato grande clamore e anche alcune polemiche. Il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco richiama tutti alla calma in un momento di grande tensione. Solidarietà e vicinanza sia ai carabinieri ma anche ai vigili dell'Alto Vicentino, in particolar modo all'istruttore che è stato ferito e ovviamente anche tanti auguri di pronta guarigione. Abbiamo avuto l'ennesima prova dell'operatività delle nostre forze dell'ordine, ma soprattutto anche della grande capacità che hanno avuto. Sono momenti sempre delicati e particolari e penso che oggi ogni chiacchiera in più sia inutile, ma vada espressa la massima vicinanza alle forze dell'ordine che hanno fatto il loro dovere. Il vicepresidente del Consiglio regionale sposta quindi l'attenzione sulla situazione internazionale che potrebbe aver posto le condizioni per quanto è accaduto a Fara e per quanto potrebbe succedere in altre zone. Sappiamo che soprattutto anche nell'ultimo periodo stanno arrivando ovviamente grandi numeri, no? Anche per quel che riguarda l'immigrazione, e arriva di tutto, arriva gente che per carità magari fugge da una guerra, ma arrivano anche gente che magari ha determinati problemi anche da un punto di vista psichiatrico, e poi quando sono sul territorio, se sono persone che non sono inserite, che non vengono, che non si trovano un lavoro e che non vivono decentemente all'interno della nostra società, succede che poi questa gente gira tranquillamente per le strade. L'appello di Finco è quindi rivolto a chi governa il paese in questo momento. Sembra sempre che succeda dall'altra parte del mondo il fatto particolare, ma oggi ce lo siamo trovati in casa, e questo penso debba far riflettere soprattutto a livello centrale, a livello nazionale, il Ministro degli Interni, perché stiamo assistendo veramente ad arrivi importanti per quel che riguarda gli immigrati, ma questa gente non può arrivare ad essere disseminata sul territorio nazionale senza nessun tipo di regola, ma questa gente deve essere accompagnata e seguita, altrimenti di casi come quello di Fara purtroppo nei prossimi anni potremo vederne altri.
Ieri lo scivolone della maggioranza in Parlamento, molti esponenti del centrodestra non erano presenti in aula al momento del voto del DEF, documento economico finanziario. Il governo era andato sotto, ovviamente con grandi polemiche, uno scontro con l'opposizione che si è nuovamente ripetuto oggi durante il voto alla Camera, una bagarre col PD che ha abbandonato l'Aula, vedete il titolo della Repubblica, 221 i sì, quindi il DEF alla Camera è stato ripreso ed è passato. Ora al Senato vedremo come andranno le votazioni, anche qui si dovrebbe raggiungere la maggioranza. E poi di nuovo sul titolo Fratelli d'Italia che ha chiesto scusa e il parlamentare verde Angelo Bonelli, dopo un intervento molto aggressivo, è svenuto ed è stato portato in ospedale. E c'è stata anche una rissa in Parlamento. Le telecamere della RAI ovviamente hanno evitato di mostrare quel che stava accadendo. Si sono picchiati botte da orbi tra maggioranza e opposizione, e cose che siamo abituati a vedere altrove. Per esempio una rissa tra giovanissimi alla stazione degli autobus di Thiene, tutto ripreso da un cellulare in questo caso, ed è incredibile che ci siano risse anche a Montecitorio. Vediamo. Pugni in volto, spinte, violenti calci, come ring la stazione degli autobus di Thiene. Una rissa in pieno giorno tra giovanissimi, tutta ripresa con uno smartphone. Era primo pomeriggio, infatti, quando una decina di ragazzi, probabilmente studenti, hanno dato il via ad attimi di violenza sotto gli occhi di altri giovani coetanei e di un autista SVT che ha cercato di intervenire per sedare gli scontri. Non risultano ad oggi presentate denunce. È inaccettabile quanto visto nel filmato e che ora è al vaglio delle forze dell'ordine al fine di garantire sempre la sicurezza del nostro territorio. Sicurezza Thiene presto intensificata anche grazie a un nuovo distaccamento della polizia locale. Confido che non assisteremo più a situazioni di questo genere con il nuovo distaccamento urbano della polizia locale che avrà sede nell'edificio centrale della stazione delle autocorriere, in un'area sensibile, vicina alla cittadella degli studi, al parco e al parcheggio del Bosco, nonché al centro storico e al parco di Villa Fabris. Il processo al clan dei Casalesi ad Eraclea, vedete il titolo della Nuova Venezia, chieste e condanne per 452 anni per i 47 imputati. La procura 30 anni di reclusione per Luciano Donadio, 4 anni per l'ex sindaco della cittadina marittima Mirko Mestre, accusato di aver chiesto sostegno della malavita per diventare sindaco, e al maxi processo attesa ora per le parti civili e le arringhe della difesa. Dovremmo collegarci tra pochissimo, anzi la vedo sotto il ponte di Calatrava, la nostra inviata a Venezia Ilaria Marchiori, perché c'è un'operazione della Guardia di Finanza che riguarda parecchi esercizi commerciali. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Venezia, dove sono stati chiusi 20 esercizi commerciali dalle fiamme gialle. Questo perché si è scoperto, dopo ovviamente le opportune verifiche, che non venivano emessi regolarmente né scontrini né ricevute fiscali. Si sta parlando di bar, ristoranti, gelaterie e qualche altro negozio. Quindi di conseguenza poi sono stati chiusi. Le fiamme gialle hanno avanzato altre poi 14 proposte di sospensione che ora però sono in corso di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Qui insieme a me c'è Emiliano Biracu, che è il vicepresidente di Confesercenti Metropolitana, per commentare questa operazione della Guardia di Finanza, perché 20 esercizi, Biracu, non sono pochi.
Prima di tutto vogliamo ringraziare la Guardia di Finanza ma tutte le forze dell'ordine per il lavoro che fanno non solo a Venezia ma su tutta l'area metropolitana per poter garantire all'intero l'indotto economico una piena legalità. Grazie a loro a Venezia abbiamo un'economia sana. Purtroppo siamo veramente dispiaciuti di sentire tale notizie, auspichiamo che queste notizie prima di tutto non possano essere strumentalizzate, generalizzate sull'intero settore economico veneziano, perché tutti rispettano le regole ed è giusto che ci siano sia i controlli ma anche i provvedimenti. Noi siamo sempre stati e saremo sempre dalla parte della legalità, diamo il nostro pieno contributo, anche la nostra piena collaborazione con tutte le forze dell'ordine per poter svolgere al meglio il loro lavoro di controllo, ma per poter garantire una piena legalità non è sufficiente solo i controlli e i provvedimenti, bisogna investire anche sulla prevenzione, bisogna investire sull'informazione, sull'importanza ma anche sulla cultura della legalità. Sono tanti 20 esercizi, auspichiamo che si può prima di tutto rilanciare un messaggio che a Venezia le regole devono essere rispettate da tutti e che non possiamo permettere tali notizie perché fanno male non solo per l'immagine della nostra città ma soprattutto per chi rispetta le regole, per chi paga le tasse e per chi cerca di essere al pieno con tutte le regole e leggi che sono in vigore. Ecco, tra l'altro voglio aggiungere che anche il nucleo ispettorato dei Carabinieri del Lavoro di Venezia ha controllato 10 esercizi pubblici, un'autofficina e 2 ristoranti. Sono stati trovati 25 lavoratori che non erano in regola, di questi 3 in nero, come insomma si suol dire, quindi è scattata in questo caso la sospensione dell'attività. Complessivamente poi sono state messe delle sanzioni per oltre 120.000 euro, quindi la lotta in tal senso da parte di tutte le forze dell'ordine è attiva e i controlli ci sono. Qui da Venezia è tutto, ringrazio Emiliano Biracu e restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori al suo ospite. Vediamo un altro titolo su Venezia dal Gazzettino. Dopo i gondolieri anche i tassisti chiedono l'aumento delle tariffe. Questo ricordava ieri un ospite qui a Focus, che i gondolieri soprattutto, ma anche i tassisti, hanno patito molto durante i 2 anni della pandemia. Come ricorderete non c'era nessun traffico acqueo e quindi è stata una batosta anche per loro. Purtroppo ancora incidenti. Andiamo a Vicenza. Questa notte un motociclista di 50 anni purtroppo ha avuto un incidente ed è in gravissime condizioni. Vediamo. Sono le 4:30 di notte quando in Viale del Verme a Vicenza un motociclista si scontra con un'auto. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma il Centauro appare subito grave. L'uomo, un 50enne, viene soccorso dai medici e dagli infermieri del SUEM 118. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Bortolo. E questo era Carlo Alberto Inghilleri. Vediamo ancora da Vicenza, in corso Santi Felice e Fortunato, una delle zone di Vicenza più monitorate dalle forze dell'ordine. È stato arrestato un pregiudicato. Gira per Vicenza sotto falso nome, ma è ricercato per droga. Un pregiudicato nigeriano di 27 anni viene fermato per un controllo dalla Polizia di Stato. Siamo in corso Santi Felice e Fortunato, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. È una delle zone più sorvegliate dalle forze dell'ordine. Lo straniero, che viene individuato dalla pattuglia delle volanti, non ha con sé documenti. Portato in questura viene identificato grazie alle impronte digitali e così emerge che a suo carico c'è un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era già stato arrestato a Rieti nel 2020 per essere stato trovato in possesso di grosse quantità di droga e per questo era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Non solo, risulta inottemperante anche all'ordine del questore di Aosta di lasciare l'Italia. Per questo è stato indagato ed è stato scortato nella casa circondariale di Vicenza per l'espiazione della pena.
Facessimo un elenco delle persone truffate causa reati finanziari, non la finiremmo più, pensate ai risparmiatori dell'ex Popolari, ma poi ci sono anche i truffati dalle criptovalute, dai falsi promotori finanziari. Sulla truffa delle criptovalute vediamo uno dei 700 investitori che sono stati imbrogliati dal sistema della NFT. Vediamo cosa ci racconta, come ha perso i suoi soldi. Vediamo. Promesse e guadagni facili, così sono finiti nella trappola di NFT. Numerose persone, almeno 700, hanno presentato la querela, fra loro un trevigiano che vuole rimanere anonimo, ma che racconta come è stato raggirato. Che cos'è che le avevano promesso? Questa possibilità di poter avere questo fantomatico 10% mensile, investendo una certa quota che era all'inizio, vado a memoria, 5.000 euro, che dopo sono diventati 10.000 euro di base. Prima gli hanno fatto vedere alcuni guadagni promessi, così da convincerlo a investire ancora, e così è stato, prima una somma, poi un'altra. All'inizio li ho visti, poi dopo un po' di tempo, più o meno 6-7 mesi, poi vado a memoria da giugno dell'anno scorso, non avevano rispettato il pagamento, quello previsto alla fine del mese del 10%, con delle scuse che sarebbe poi stato pagato a luglio, poi a agosto, e poi da là poi è venuto fuori poi tutta la bubana, come si dice, della truffa. Hanno iniziato a trovare scuse inverosimili, ci racconta. A quel punto si è acceso un campanello d'allarme. Quando è che lei ha capito che non era un investimento ma era una truffa? Alla fin fine, quando hanno cominciato a prolungare un po' tutto, hanno cominciato a fare le solite scuse, quelle che sono solamente fatte per prendere tempo, in modo che poi magari la gente non denunci e quant'altro. Troppo tardi, purtroppo i soldi investiti erano già spariti. Una somma di circa 20.000 euro. Alla domanda se spera di riuscire a rivedere i suoi soldi. Oddio, su queste cose di solito uno non li rivede mai. Poi il messaggio a quanti hanno intenzione di investire: bisogna prestare, dice, massima attenzione. Verificare nei minimi particolari appunto la fondatezza di queste cose, andando a comunque fare delle valutazioni per non cadere in queste truffe qua. Intervista di Daniela Sizia. Andiamo subito in diretta a Casier con Federico Fusetti, perché i vandali sono entrati nuovamente in azione nella sede di varie associazioni. Prego Federico. Sì, buongiorno direttore, proprio così come dicevi, buongiorno ai telespettatori, siamo nella ex scuola di Dosson di Casier, dove in effetti hanno spazio, direi, decine di associazioni, perché ogni aula è assegnata ad un'associazione locale che spazia dalla Caritas agli Amici della Musica, ad altre associazioni benefiche, gli ex carabinieri, eccetera. E cosa è successo? Che in effetti i vandali sono entrati in azione e hanno devastato tutto senza un motivo, perché in realtà un motivo non c'è sicuramente, ma c'è il gusto di rovinare, distruggere, fare danni. Sono con Simone Merlo, in effetti guardate, questa è la prima porta che abbiamo trovato, qui fanno le prove i ragazzi che suonano, quindi gli amanti, ecco, diciamo, della musica, all'interno rotti gli strumenti, devastazione assolutamente inutile. Siamo, e lo ringrazio, con Raimondo Tota, che è il presidente dell'associazione produttori di Radicchio Rosso di Dosson. Anche voi siete qui ospiti in questa ex scuola, mi diceva addirittura da decine d'anni, da 30 anni, e quindi ancora più amarezza forse per quello che è successo. Cosa ha trovato quando è arrivato? La porta rotta, ovviamente sono entrati nella stanza della nostra associazione, dove noi ci riuniamo come direttivo per organizzare le nostre manifestazioni, che durano un mese ed è a livello extracomunale e quindi coinvolge anche migliaia di persone. Vedere queste, tu dicevi bene, vandali.
È un epiteto, diciamo, abbastanza pesante, conoscendo il fatto che sicuramente queste sono persone che sono all'interno del nostro tessuto sociale e sono figli dei nostri figli. Quindi io chiedo ai genitori, che sono quindi i nostri figli, di riuscire a controllare questi ragazzi, e non è una ragazzata, è un vandalismo appunto, e quindi su questo va definito il tutto, che non siano abbandonati a se stessi. Io capisco i genitori che hanno tanti altri impegni o hanno tanti altri problemi, però se noi non riusciamo a controllare queste cose, prima o dopo la collettività ne risentirà molto. E abbiamo sentito altre associazioni, insomma c'è chi si è visto devastare quello che c'era all'interno delle stanze, la Caritas aveva il cibo per i poveri, anche quello rovesciato, e rubati dei buoni spesa che poi non possono essere utilizzati perché sono stati bloccati, quindi anche il tentativo forse di portare via qualcosa, ma soprattutto quello di fare dei danni. I carabinieri stanno visionando le immagini di videosorveglianza, si presume che siano dei giovani, come stiamo dicendo adesso, insomma dei ragazzi, ma non una ragazzata, come diceva bene lei Presidente. E prima, così chiacchierando, ci diceva questi ragazzi si potrebbero aiutare per esempio facendoli lavorare. Sicuramente loro devono emergere fuori dalla loro rabbia o dalla loro, diciamo, disagio che anche noia a volte, che è ancora più grave. Sì, ma è un disagio comunque che è manifesto, ma non deve essere compatito, deve venire fuori da loro, perché altrimenti la rabbia nostra diventa ancora più cattiva e molto probabilmente chi ci rimette sarà la collettività, oltre che ovviamente le famiglie e i stessi ragazzi. E adesso vi rimboccate le maniche e sistemate. Noi continueremo la nostra opera, eccetera, magari con più determinazione a controllare perché le cose non accadono in questo modo, ma se ognuno di noi fa la propria parte, anche facendo delle osservazioni banali come non buttare la carta per terra, no? Perché è un problema anche provvedere a fare la pulizia di tutto, molto probabilmente se riusciamo tutti quanti a fare un passo avanti la collettività ne guadagna. Grazie a Raimondo Tota, Associazione Radicchio Rosso di Dosson, da Dosson di Casier, direi, direttore, se non hai altro ci salutiamo. Grazie molte Federico Fusetti, inviato a Dosson di Casier. Andiamo invece in Val Brenta, vediamo, ieri abbiamo parlato in diretta con Monica Smidere per i preparativi del Bomba Day, poi la bomba è stata fatta brillare, vediamo le immagini della esplosione. Vediamo in queste immagini, vedete, è un'esplosione di non poco conto, e tutta questa operazione portata avanti dagli artificieri. Ieri abbiamo parlato con i sindaci, ha richiesto il blocco di molte strade, l'evacuazione di 300 persone. Andiamo a Bassano del Grappa adesso, perché c'è ancora aperta la questione di San Lazzaro, la protesta dei cittadini. È arrivato un altro no del comune e della provincia anche rispetto al progetto del MEB. Sentiamo in diretta Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi parliamo di un argomento molto caldo in città, del destino del quartiere San Lazzaro. Ve lo ricordo, San Lazzaro è un quartiere a ridosso di Bassano del Grappa, un quartiere verde sul quale da anni pende un progetto industriale. Ieri un no importante, anzi due no importanti, quello del comune di Bassano del Grappa e della provincia di Vicenza su un progetto privato. Oggi un altro no. Ci racconta tutto Manuela Mocellin, presidente dell'associazione Aria. Buongiorno Manuela, che cosa è successo oggi? Buongiorno, anche oggi comune e provincia hanno ribadito il no già anticipato ieri per una delle tre richieste avanzate per quest'area di San Lazzaro. Oggi ai due no si è aggiunto anche quello del Consiglio di Bacino Brenta. Ieri non era potuto essere presente e oggi ha sottolineato la negatività del suo parere riguardo alla preservazione della falda.
soprattutto in un momento critico come quello di questo periodo che stiamo vivendo, caratterizzato da siccità e preoccupazione per il futuro. Perdere un'area così vasta senza la possibilità di garantire la qualità delle acque che vengono reimmesse nel sistema naturale è di particolare rilevanza. Quindi riteniamo che il parere del Consiglio di bacino sia stato fondamentale in aggiunta a quelli degli altri due enti già espressi fin da ieri. 2 incontri, ne manca uno adesso. Martedì prossimo ci sarà la terza conferenza dei servizi, in prima seduta questa volta per la terza azienda che ha presentato le istanze per il comparto. I 3 interventi, per quanto singoli, di fatto erano legati da un unico piano e questo è stato uno degli elementi che sono stati criticati perché l'impatto ambientale risulta molto più ampio considerando le 3 aziende rispetto che considerarle singolarmente. Ecco, quindi questo è stato uno degli elementi che hanno fatto dare parere negativo da provincia e da comune. Possiamo dire una vittoria per le associazioni, per i cittadini, per i residenti dopo questa battaglia di questi anni? Sì, siamo soddisfatti di questa prima apertura verso le istanze che stiamo ribadendo da tempo e molto felici anche del fatto che sia stata ribadita la valenza naturale di quell'area, in quanto parte della direttrice della naturalità che collega il fiume Brenta, che è il corridoio ecologico principale, con il Parco delle Rogge. Il Comune ha sottolineato questo aspetto più volte, aspetto che noi stiamo evidenziando da molto tempo, e anche il grande valore agricolo dell'area. E quindi una prima battaglia vinta, siamo convinti che l'area comunque risulti appetibile perché vicina alla superstrada pedemontana, ma proprio per questo può essere un'area di mitigazione del grande impatto che ha avuto la pedemontana e quindi come altre aree agricole noi chiederemo che vengano tutelate in maniera anche definitiva per il lungo periodo. Possiamo dire che è servito scendere in piazza allora? Noi siamo convinti che sia servito, ma il grande apporto l'ha fatta la cittadinanza intera con una risposta corale da parte di singoli cittadini, di associazioni che hanno sostenuto la nostra e anche di singole persone che si sono spese per questa zona di Bassano che è stata accolta come un bene di tutti e non solo del singolo quartiere. Grazie a Manuela Mocellin, da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon Di Carlo. Adesso vediamo un servizio che abbiamo mandato nel telegiornale proprio ancora sulla questione di San Lazzaro. Vediamo. Che potrebbe portare centinaia di migliaia di metri quadrati di capannoni, asfalto e cemento nelle campagne di San Lazzaro. Questa mattina si è tenuta la conferenza dei servizi per valutare dal punto di vista tecnico l'incartamento presentato dalla ditta AGB. Il progetto, che pure ha incassato l'ok di Consorzio di Bonifica e Sovrintendenza, ha ricevuto una doppia bocciatura che potrebbe cambiare drasticamente l'esito della procedura. A dire di no al piano presentato dai privati sono infatti Comune e Provincia, la cui scelta pone una luce decisamente nuova sull'iter. Cosa accadrà ora è tutto da vedere, ma questo primo passo ha riscosso un notevole successo fra i residenti e le associazioni ambientaliste del territorio. Ribadiamo fermamente l'importantissimo valore agricolo e ambientale di questa zona, come la necessità di preservare tutte le zone agricole a sud di Bassano. Continueremo a chiedere che queste aree vengano tutelate perché non ci sia la possibilità che si ripresentino richieste simili in questa zona e nelle altre zone agricole. È stato sottolineato anche stamattina che la contabilità del consumo di suolo agricolo si sta velocemente azzerando. Gli appuntamenti proseguiranno domattina alle 9:30 con la ditta MEB. Martedì mattina invece sarà il turno di Brunello. E questo era il servizio di Ferdinando Garavello. Torniamo a Vicenza, gli errori sul portale del governo che promuove il turismo in Italia, errori che riguardano anche la città berica e scatta un'interrogazione parlamentare a presentarla il senatore vicentino Pierantonio Zanettin. Italia Open to meraviglia! È la nuova campagna di promozione del Ministero del Turismo. Protagonista la Venere del Botticelli in versione virtual influencer, coi pantaloncini corti e la bicicletta. E già qui c'è a chi piace e a chi non piace. Open to meraviglia, la lingua inglese per promuovere l'Italia?
E anche in questo caso c'è chi condivide e chi critica, ma si sa, se vuoi richiamare i turisti stranieri la lingua più gettonata resta l'inglese. Dove però proprio non ci si può passare sopra è come sul portale del turismo venga descritta Vicenza. E qui siamo a livello di errori da segnare con la penna rossa. Innanzitutto il Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto della storia, conosciuto in tutto il mondo, ma evidentemente non dal sito che lo dovrebbe promuovere, che lo colloca affacciato sulla suggestiva Piazza dei Signori, invece che in Piazza Matteotti. Ma gli strafalcioni non finiscono qui. Accanto al Teatro Olimpico viene descritta la Basilica Palladiana, situata, secondo il sito, sulla stessa piazza. In realtà, come dicevamo, si trovano su piazze diverse. E sì, la Basilica è in Piazza dei Signori, ma non è vero invece che Palladio fosse stato incaricato, come raccontato dal sito, di riprogettare lo storico palazzo della Regione. La Regione, infatti, nel Rinascimento non esisteva mica. Semmai Palladio fu incaricato di riprogettare il palazzo della Ragione, perché al suo interno veniva esercitata la ratio, in quanto si prendevano decisioni giudiziarie. Insomma, ce n'è abbastanza per fare inorridire non solo i vicentini, ma anche il senatore vicentino Pierantonio Zanettin, che ha presentato un'interrogazione parlamentare per sapere quali iniziative intende assumere il ministro del turismo per rimediare a questi errori. Sono errori marchiani che non possono essere giustificati e mi hanno fatto inorridire. Tra l'altro il portale è costato parecchi quattrini al governo. Spero che ora qualcuno presenti delle scuse alla nostra bellissima Vicenza. È costato 9 milioni, il Ministero del Turismo, poi diretto da Daniela Santanchè, è pieno di collaboratori ben pagati, di comunicatori che hanno fatto inanellato una serie di errori pazzeschi, tra cui per esempio il lago di Misurina scambiato con il lago di Misurata che sta in Libia. Sentiamo il servizio di Fabio Cristiano Fioravanzi. Misurina diventa Misurata. Delle 3 cime di Lavaredo ne rimane una sola e la cinquecentesca chiesetta di Santa Caterina si trasforma in Santa Cristina. Sono perle apparse nella campagna promozionale Open to Meraviglia promossa dal Ministero del Turismo alla voce Cosa vedere in Veneto, nella pagina dell'apposito sito Veneto/guida storia curiosità. A scovare gli errori davvero marchiani del Ministero è stato Marco Perale. Divertito come cittadino, abbastanza arrabbiato come amministratore pubblico. Non c'è un motivo per cui un'operazione del genere, col costo che è stato preventivato, sia stata realizzata, sia pure in questa fase sperimentale, in un livello qualitativo così grossolano. Errare umano est, ma chi ha sbagliato non si è fatto purtroppo problemi nemmeno nel perseverare, tanto da sollecitare in Senato un'interrogazione parlamentare da parte del vicentino Pierantonio Zanettin, la cui provincia è bersagliata di errori quasi quanto quella di Belluno. La traduzione automatica di Google o dell'intelligenza artificiale può fare tutti gli errori che vogliamo se nessun umano consapevole li controlla. Ma qualcuno che ha scritto Misurata, nota località delle antiche colonie italiane della Tripolitania, rispetto a Misurina, richiede solo una totale incompetenza da parte di chi lo ha scritto e non ha riguardato il testo. Dal canto suo, la Armando Testa, cui è affidata la realizzazione della campagna, si difende sorridendo con pagine di giornali intitolate Open to Grazie, in cui, oltre allo smentire i 9 milioni di euro attribuiti come cifra dell'incarico, si spiega come i refusi fossero contenuti in un video illustrativo del progetto, fatto con materiale d'archivio, ben lungi dall'essere lo spot ufficiale della campagna stessa. Oggi hanno pubblicato un paginone sul Corriere, e era il minimo che potessero fare, ma tentano di salvare il salvabile per il loro cliente. Sono dei dilettanti veramente grossolani. Dilettanti allo sbaraglio, tra l'altro Armando Testa, un fior di agenzia pubblicitaria con una lunga storia, quindi davvero uno scivolone indimenticabile. Vediamo, restiamo sul turismo. Il 1° maggio sarà di nuovo occasione per un flusso di turisti poderoso per le città d'arte soprattutto, ma nelle città d'arte come a Padova ci sono già dei problemi, per esempio per la movida notturna, e per questo arrivano gli street tutor. Vediamo.
Saranno 36 impegnati nelle zone più attive della vita notturna, le piazze del centro storico e il quartiere universitario del Portello. A maggio a Padova tornano gli street tutor, i controllori della Movida. Dopo l'esperienza della scorsa primavera e estate, l'amministrazione ha deciso di riproporre il progetto che cerca di frenare i comportamenti più molesti della Movida. È un progetto che abbiamo sperimentato l'anno scorso, che ha dato dei buoni frutti sicuramente, tra l'altro un'esperienza che è stata copiata anche da altre città, di questo ne siamo felici perché vuol dire che è un progetto che funziona. E evidentemente ne siamo consapevoli tutti che non c'è una soluzione unica ai problemi della Movida. Ci sono tante iniziative che possono essere messe in campo, una di queste sono sicuramente gli street tutor. L'appalto del servizio durerà 2 mesi, 12 street tutor saranno operativi al Portello, 12 il venerdì sera, 12 il sabato nelle piazze del centro fino alle 2 di notte e saranno sempre collegati con la centrale operativa della polizia locale. I residenti delle piazze attraverso la consulta 1 di quartiere avevano chiesto di poter posizionare dei fonometri per la rilevazione acustica, ma al momento questa ipotesi non è realizzabile. Ci sono i tecnici che stanno valutando la fattibilità di questa richiesta che proviene dalla consulta 1, stanno facendo le valutazioni, si vedrà. È chiaro che prima di tutto bisogna capire la legittimità di questi fonometri, visto che le rilevazioni dell'impatto acustico sono di competenza esclusiva dell'ARPAV, quindi il rischio è che si facciano dei rilievi che non possono essere utilizzati. Le rilevazioni acustiche sono di competenza dell'ARPAV, l'eterna polemica sul rumore che vede lo scontro tra residenti e fruttori di bar e ristoranti dunque non potrà contare al momento sui fonometri. Con gli street tutor invece l'amministrazione ha deciso di investire sulla prevenzione, controllando le piazze e il Portello e segnalando episodi di movida molesta. Servizio di Valentina Visentin, per il ponte 1° maggio è previsto l'arrivo di tantissimi turisti nelle nostre città, ma c'è carenza di personale dappertutto, gli albergatori sono veramente molto preoccupati e così anche i bar e i ristoranti dove non si trovano camerieri e a Treviso però sta per entrare in azione un robot in Piazza dei Signori. A te la linea Lucio Zanatto. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo in Piazza dei Signori e sono con Luca Marton, che è il titolare del bar e diciamo ricevitoria che abbiamo qui dietro, ed è Signore e Signori, famosissima peraltro per nome e per piazza. Allora, Luca Marton, voi avete il problema dei camerieri, non ne riuscite a trovare, quindi cosa avete deciso di fare? Adesso la tecnologia sembra esserci venuta incontro, ci sono dei runner, chiamiamoli così, automatici, dei robottini che porteranno fuori le vivande, lasciando ai camerieri persona il compito della distribuzione e di interagire maggiormente col cliente. Ecco, quindi praticamente saranno sostanzialmente, loro vanno a prendere i vassoi al banco che sono preparati, scaricano invece quelli che sono da pulire, mentre poi arrivano dove ci sono i tavoli e lì cosa succede? Che hai dei punti di sgombero tra i tavoli dove il cameriere umano, diciamo, che starà sempre in mezzo ai suoi clienti, servirà da bere, come sempre. Ma i camerieri poi cosa fanno? Cioè, li chiamano? Li chiameranno dicendo ehi, vieni qua? Come funziona? Beh, possono essere chiamati vocalmente con un'app oppure direttamente dal tastierino e vanno direttamente nei punti dove sono stati chiamati. Senta, ma lei ha già visto quanto costa tutta sta cosa? Parecchio, adesso ci penseremo bene. Ma costa di più un runner, cioè una tecnologia del genere, oppure assumere un cameriere? Come spesa iniziale sicuramente il runner automatico. Quindi se trova dei camerieri rinuncia ai runner? Sì. Ecco, direttore, se hai domande, se no io dico un'altra cosa, per chi invece ama fare il cameriere. Il 1° maggio qui, come sempre a Treviso, torna la corsa dei camerieri, sarà magari sotto l'acqua, quindi sarà più una nuotata, però Luca Marton, che è uno degli storici, ha detto che nuotando ma la farà. Certo, come sempre. Ecco, questo per dire insomma che a Treviso i camerieri o tecnologici o in carne ed ossa comunque funzionano. Direttore, a te la linea. Lucio, se mi senti, volevo chiedere al tuo ospite a cosa attribuisce questa mancanza di personale, cioè nel senso che oggi davvero
è una crisi nerissima per coloro che lavorano in bar e ristoranti. I ragazzi italiani sembrano non volere più fare questi mestieri, che sono anche remunerativi, non è che vengono pagati pochissimo come si usa dire. Qual è il motivo secondo Marton? Ecco, perché secondo te i ragazzi non vengono più a fare i camerieri, o comunque è così difficile trovare camerieri? Beh, perché allora intanto il CNL non ci viene incontro con le paghe nelle ore notturne. O nelle CNL sarebbe il contratto nazionale? Sì, secondo me è un'ingiustizia quella proprio del CNL, che non gratifica l'ora festiva, l'ora notturna, l'ora quella che nessuno vuole fare. Questo ci ha alla lunga un po' segato le gambe. E poi perché adesso, specie dopo il Covid, la gente tende a volere sempre più spazio per se stessa, quindi certi lavori li vuole fare onestamente di meno. Mi sembra insomma una risposta chiara. Direttore, a te. Grazie molte Lucio, grazie davvero, grazie a te, al tuo ospite. Parliamo proprio nella giornata mondiale della ristorazione che cade oggi, la carenza di personale e quello che si sta tentando di fare per risolvere un problema che affligge tutta la categoria della ristorazione. Vediamo il servizio dalla nostra redazione di Padova. Successive a quelle abbiamo attivato una nostra ristorazione. Dal 1° novembre il giro in gondola costerà 10 euro in più, sia per la mezz'ora giornaliera che arriva. La nostra ristorazione sta soffrendo in questo momento per la mancanza di personale e quindi quas'è oggi che vogliamo lanciare un messaggio? Quanto è importante per i giovani riuscire a capire l'importanza del lavorare all'interno del comparto, chiamiamolo nostro, dei pubblici esercizi, perché prima di tutto sì, è un lavoro di sofferenza, però è un lavoro che ti dà 1000 opportunità, perché quanti nostri che adesso sono grandi proprietari, grandi titolari di ristorazione sono partiti ovviamente dalle situazioni più basse, da lavorare come camerieri. L'ultimo caso del ristoratore di Jesolo che ha chiuso un locale a Treviso dopo appena un mese dall'apertura perché faceva fatica a trovare dipendenti è solo l'ultimo esempio concreto del grande problema che affligge il settore della ristorazione in tutto il Veneto. Un settore di eccellenza che vanta una gastronomia di tutto rispetto e una fama a livello nazionale, ma che non attrae forza lavoro. I vertici di FIPE e Ascom, riuniti a Padova per la giornata dedicata alla categoria, riflettono sulle cause, dalla pandemia che ha fatto migrare dipendenti verso lavori non stagionali e meno precari, agli orari fino agli stipendi. Dobbiamo ridare una grande dignità a questi lavoratori, perché chi lavora all'interno della nostra ristorazione, io dico sempre, è il nostro ambasciatore del turismo, perché ovviamente la prima persona che quando vai a mangiare chiedi le informazioni, ti danno il consiglio su cosa mangiare, quindi veramente ti dà grandi soddisfazioni. Sto sentendo molto in giro che ovviamente il nostro comparto è retribuito basso. Questo non è vero, può esserci qualche pecora nera come c'è in tutte le, chiamiamole, le categorie, ma devo dire che nella stragrande maggioranza chi si impegna e chi fa bene il suo lavoro ovviamente all'interno dei nostri ristoranti e dei nostri pubblici esercizi viene pagato adeguatamente. La spinta va data alla formazione delle nuove leve, rendendo l'impiego della ristorazione maggiormente attrattivo, una forza lavoro che, visto il problema della denatalità, va ricercata anche nel personale straniero. E la mancanza di risorse umane è un tema che ci sta mettendo veramente a dura prova e qualcuno anche sta pensando di ridurre l'orario di lavoro per poter colmare appunto questa mancanza. Noi dobbiamo assolutamente spingere anche la politica a fare dei ragionamenti completamente diversi. Oggi i tempi sono cambiati, la denatalità è qualcosa di concreto, c'è, e non ci ha fatto niente per svilupparla e quindi dobbiamo attrezzarci, perché sennò i prossimi anni avremo una carenza di forza lavoro che sarà impressionante. Andiamo in diretta a Padova, dove è in corso un convegno del Partito Democratico proprio sul lavoro sicuro. Sentiamo il segretario regionale in diretta del Partito Democratico, Andrea Martella. Un piano per l'assunzione di 2.400 ispettori dell'INAIL, dell'Istituto Nazionale del Lavoro,
e questo piano è stato inspiegabilmente bloccato dal governo Meloni. Dovrebbero essere assunti più di altri 1500-1600, ma questo piano è stato bloccato. In Regione Veneto il personale degli Spisal è da anni pesantemente dimensionato e quindi non in grado di fare i controlli che dovrebbe fare. C'è un piano strategico della Regione del 2015 che è rimasto in gran parte lettera morta. E insomma c'è una situazione che ci preoccupa dal punto di vista del clima, se poi del clima diciamo politico e culturale. Se poi pensate che il governo, lo vedremo nei prossimi giorni, si vuole apprestare ad approvare un decreto il 1° maggio, se riuscirà ad approvare il DEF, in cui ricorre maggiormente a quelli che sono i contratti precari o a tempo determinato, in cui magari si deregolamenta ancora, si aumenta la precarietà anche attraverso i voucher, tutto questo rischia di incidere sulla sicurezza, così come incide sulla sicurezza la modifica del codice degli appalti che, come è stato detto da molti, rischia di aumentare il ricorso alla subappalto e quindi a quei lavori più precari, maggiormente insicuri. Guarda, l'ho fatta fin troppo lunga, volevo solamente dire un'ultima cosa per collegare il 25 aprile al 1° maggio. E allora abbiamo citato tanti numeri, voglio citare alcuni numeri di questo testo che è la Costituzione e i numeri sono molto semplici. Nella Costituzione si cita 29 volte la radice lavor della parola lavoro, lavoratrice, lavoratori. Sono 16 gli articoli che rimandano al lavoro direttamente o indirettamente, 12 è il numero degli articoli della Costituzione che tutelano espressamente il lavoro, 32 e 41 sono i numeri degli articoli della Costituzione dai quali si ricava il fondamento della tutela della sicurezza e di chi lavora. Ecco, la nostra Repubblica è fondata proprio su questo, perché cosa significano queste parole? Significano che è fondata sulla democraticità il lavoro è un fondamento della democraticità delle repubbliche, cioè senza lavoro, senza emancipazione dal bisogno non ci può essere democrazia. Parla di lavoro come diritto e di dovere, e la nostra Costituzione ancora parla di lavoro e di tutele che riguardano i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori. E quindi c'è un legame, e concludo davvero, tra il 25 aprile, che è la data della liberazione del nostro Paese, dalla quale poi nasce la nostra Repubblica e la nostra Costituzione repubblicana, e il 1° maggio, che insieme al 25 aprile, a mio modo di vedere, rappresenta una data fondamentale della nostra democrazia e che ci indica ancora quali sono le priorità e i valori che la nostra Costituzione descrive e che è il nostro compito incarnare fino in fondo, anche in Veneto. E questo era il segretario regionale del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella, in diretta dalla sede del PD di Padova, un convegno sul lavoro sicuro. Il lavoro deve essere sicuro anche appunto negli esercizi commerciali, e c'è un accordo a Padova per fare emergere ogni tipo di violenza fisica e verbale nei pubblici esercizi, ed è un accordo per tutelare le donne tra pubblici esercizi e questura. Vediamo di cosa si tratta. Davanti a un caffè può arrivare la confidenza e il racconto di soprusi e minacce. Spesso il bar sotto casa per una donna può essere la scusa per uscire o un punto di riferimento. Sicurezza Vera è l'iniziativa che vede la collaborazione tra la Polizia di Stato e i pubblici esercizi, con l'obiettivo di far emergere gli episodi di violenza di genere e tutelare le donne vittime di stalking e violenza fisica e verbale. La Questura di Padova è capofila di questo progetto nazionale, che parte concretamente proprio dalla città euganea. Le segnalazioni di maltrattamenti e violenza sulle donne stanno aumentando proprio grazie ad una maggiore sensibilità a questo tema.
Aumentano le segnalazioni da parte dei vicini di casa, da parte dei testimoni per strada, aumentano anche le richieste da parte della parte offesa, che ovviamente non intende fare querela, però ha paura e quindi comunque richiede l'intervento del 118, a seguito del quale poi c'è l'intervento della pattuglia della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri, per cui il fatto viene a galla, emerge, e questo poi ci permette di adottare i provvedimenti di conseguenza. Lo scopo di questo protocollo è quello di aiutare i pubblici esercizi a prevenire episodi di violenza di genere, captando i segnali di una possibile emergenza. Da oggi appunto ci sarà questa piattaforma dove i pubblici esercizi si collegheranno in qualsiasi momento del giorno e della notte, perché il problema della formazione per i pubblici esercizi è trovare il tempo per formarsi. In questo modo è aperto 24 ore su 24 il corso di formazione, si collegheranno, visioneranno delle pillole formative con slide e filmati reali che aiuteranno a comprendere i vari momenti di difficoltà. Dopodiché, dopo queste pillole formative, ci sarà un questionario di verifica. Verrà rilasciata una vetrofania molto importante per il pubblico esercizio, in cui ci saranno scritti i numeri da chiamare in caso di difficoltà, e sarà anche un elemento identificativo per chi ha bisogno di ascolto, per chi ha bisogno di aiuto. La collaborazione con la cittadinanza e le associazioni è molto importante, ha ribadito il questore di Padova, che ha spiegato come le forze dell'ordine riescano sempre ad essere aggiornate sulle situazioni critiche grazie al portale Scudo, un nuovo applicativo che registra tutti gli interventi. Nelle nostre centrali operative l'intervento per lite domestica è tra i primi posti, insomma, no? E evidentemente deve sapere l'operatore che si presenta dove sta andando, se c'è qualcuno che ha delle denunce per essere stato violento, c'è qualcuno che ha già avuto un ammonimento, una serie di informazioni per cui ci va preparato, insomma, e sa affrontare, approcciarsi a quell'intervento nel modo migliore. Questore di Padova, al microfono di Valentina Visentin. Diamo un'occhiata ai titoli della prima pagina del Corriere del Veneto online. Verona operata per un tumore benigno, parrucchiera rimane paralizzata. Il dramma di Sabrina con 2 medici a processo e risarcimento ultramilionario. L'autore della manovra era stato un semplice specializzando. Covid verso la fine, stop alle mascherine negli ospedali, chiudono i centri tamponi, si sta smontando tutto quello che era stato fatto per le vaccinazioni e quant'altro. Pandemia, ora siamo tutti più preparati, ma il lockdown è sempre possibile. E ancora sul lavoro, manca personale, pub chiude un mese dopo l'apertura, i ragazzi hanno altre priorità. L'imprenditore Stefano Moltierno abbassa le serrande in attesa di trovare lavoratori. Offro 1.600 euro al mese per lavorare 8 ore, 6 giorni su 7, più del contratto nazionale. Non si capisce perché nessuno vada a chiedere un lavoro. Evidentemente ci sono persone mantenute dalle famiglie, cioè c'è da pensare questo, perché sennò uno, se non ha un lavoro, fa la fame. Quindi o lo mantengono i genitori o lo mantengono i nonni. Duplice omicidio a Verona, l'ultima chat di Vilma, il mio momento no, dura da anni, e questo è l'efferato duplice delitto dei coniugi che nel quartiere di Borgo Roma sono stati trucidati dal figlio 54enne tossicodipendente. Facciamo una cosa con Tony Esposito in regia oggi, c'è con lui Mattia Pizzai, andiamo in pubblicità. Cosa dici, Tony? Sono le 12.58, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con altre notizie, altri servizi e altri collegamenti da tutte le nostre province. A tra poco, grazie. Da domani città venete assediate dai turisti per il ponte del 1° maggio. Purtroppo è previsto maltempo e si stanno preparando ovviamente anche i gondolieri a Venezia a un tour de force, come succede in questi casi, perché davvero Venezia viene presa d'assalto, però i turisti non sanno che i giri in gondola aumenteranno di 10 euro, forse già da questi giorni. È una decisione che è stata presa dalla giunta comunale.
Dal 1° novembre il giro in gondola costerà 10 euro in più, sia per la mezz'ora giornaliera, che arriverà così a 90 euro, sia per i 35 minuti di nolo notturno dalle 19 a 110. L'ha deciso la Giunta dopo la proposta di modifica tariffaria dell'assessore alla mobilità Boraso, su istanza dei gondolieri, che si sono rifatti a una delibera del 2014 che prevedeva l'adeguamento automatico delle tariffe in base all'indice Istat ogni 5 anni. Le tariffe attuali erano state approvate nel 2006 per un giro di 40 minuti. Nel 2014 con la Giunta Orsoni fu concessa la riduzione di 10 minuti, mantenendo la stessa tariffa. In base a questo nuovo adeguamento sono già scattate però le polemiche. Prendiamo atto, ha detto il consigliere di opposizione Gasparinetti, che una corsa in gondola da 30 minuti verrà a costare 90 euro, pari a 3 euro al minuto. Nel confronto con altre categorie attacca che sopportano costi di carburante e assicurazione, balza all'occhio l'attenzione particolare riservata a questa categoria. E auspichiamo che l'incremento, conclude, si rifletta anche nelle dichiarazioni dei redditi, spesso ai limiti dell'indigenza di alcuni suoi rappresentanti. La pianura padana resta una delle aree più inquinate del vecchio continente. La conferma arriva dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, con Padova seconda in classifica in Italia per la presenza di PM al 2,5. Con più di 29 sforamenti del PM10 nel 2022 e il secondo posto in Italia, solo Cremona fa peggio per il PM2,5, la città di Padova si conferma tra le più inquinate di tutta Italia e dell'intera Europa. E quanto emerge dalla classifica stilata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, il PM2,5, il famigerato particolato, è tra i più pericolosi inquinanti per la salute dei cittadini, con Padova, che in classifica è seguita a stretto giro dalla città di Vicenza, si conferma la presenza anche di Venezia e di Verona. Seppur in contesto di un graduale miglioramento, la pianura padana continua a essere una delle regioni più inquinate di tutta l'Europa. E infatti è messa male anche Vicenza, perché è tra le 15 città più inquinate in Europa. Ci colleghiamo in diretta con Carlo Alberto Inghilleri, che è insieme all'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza, Simona Siotto. SOS Ambiente, buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza e buongiorno all'assessore all'ambiente di Vicenza, Simona Siotto. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha lanciato l'allarme: Vicenza appare tra le 15 città più inquinate d'Europa. La notizia è eclatante, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha posizionato Vicenza al 362esimo posto su 375, questo vuol dire che solo 13 città in Europa hanno fatto peggio, 2 sono italiane, una è Padova, l'altra è Cremona. Sì, devo dire che però Vicenza è in una compagnia brutta, perché comunque tutte le altre città della pianura padana, cito ad esempio Verona, sono veramente di pochi punti sopra Vicenza, e questo ci deve anche ricordare la posizione geografica in cui la nostra città e in generale le città della pianura padana si trovano. Certo, ci troviamo in una conca, la pianura padana che sin dall'antichità è una zona che tende ad accumulare polveri sottili. C'è da dire che Vicenza appunto però è in una posizione brutta in questa classifica, però il lockdown insegna che anche con il blocco delle auto non è migliorata molto la situazione. Abbiamo sempre ragionato sul fatto che bisogna guardare bene quelle che sono le fonti di emissione del PM10 e del PM2,5. Il blocco del traffico veicolare non aiuta, e il lockdown ci ha insegnato che in realtà solo poco più del 10% è stato il risultato appunto delle minori emissioni rispetto al blocco del traffico. Oggi anche Legambiente è consapevole che bisogna lavorare sull'agricoltura e sui nostri riscaldamenti. Certo, riscaldamenti e agricoltura sono i due aspetti, i due settori su cui intervenire, perché sono i più responsabili di questa situazione delle polveri sottili. Circa il 30% rispettivamente l'uno, l'agricoltura, e circa il 30% le nostre fonti di emissione che derivano dai riscaldamenti ovviamente delle case, delle aziende, un po' in generale, ed è su questo che bisogna lavorare. Certo, anche il traffico, soprattutto nelle aree urbane, ma non pensiamo che il blocco del traffico risolva così tanto, ce lo dicono i dati. Bene, io ringrazio l'assessore all'ambiente di Vicenza, Simona Siotto. Direi che da Vicenza per il momento è tutto. Maggiori ragguagli su questa notizia ve li daremo nel telegiornale di questa sera. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte Carlo Alberto
Inghilleri. Stasera Focus alle 21:15 come sempre, i nostri ospiti e i vostri messaggi, i WhatsApp e gli SMS. Vediamo una parte della discussione di ieri sera, ci siamo occupati di molti argomenti, vediamo. Politica di opposizione da parte della Meloni in modo di propagandistico di risoluzione di problematiche che di fatto adesso si troverebbe a dover risolvere e che non risolve, perché notiamo tutti che non solo i numeri sono triplicati ma anche le condizioni sono peggiorate di queste persone. È vero quello che si diceva, rischiamo che da una parte gli hotspot sono assolutamente in numero sovraffollato in condizioni veramente indecenti all'interno di queste, ma non solo. Poi vengono distribuiti nei paesi senza nessun accompagnamento. Allora sono persone che arrivano dalla disperazione, e questo penso che nessuno lo possa mettere in dubbio, indipendentemente che sia disperazione economica, di guerra o per fuga per altri motivi. Disperazione è disagio, spesso anche può essere un disagio psicologico, mentale, dovuto a tutti questi fatti, dovuto a quello che è il loro passato. Allora la prima cosa da fare ovviamente è regolare i flussi, e credo che questo sia fondamentale. Regolare i flussi lo si fa solo ed esclusivamente nel momento in cui mettiamo mano alla normativa che da troppi anni è in vigore, e che è quella legge Bossi-Fini da una parte nazionale e dall'altra quella europea del Trattato di Dublino. Prima di tutto quindi bisogna modificare questa. Ma credo che ci sia poco da ridere. No, era per un SMS. Scusi, è un messaggio in sovrimpressione. Guarda. Tirami su. Bene. Prego, allora, prego Bigon. Nessun problema. Da un certo punto di vista quindi bisogna modificare assolutamente la normativa nazionale ed europea. Dopodiché tutte le persone che vengono dovrebbero essere da una parte accompagnate nei paesi di destinazione. Accompagnata significa che dobbiamo prenderci l'incarico, non c'è niente da fare. Noi dobbiamo integrarli e dobbiamo mettere a servizio degli strumenti che possano veramente integrarli, perché altrimenti questi episodi saranno sempre più frequenti. Ma guardate, giustamente il direttore parlava prima dell'omicidio che c'è stato, duplice omicidio di genitori di un figlio, esatto, a Verona, adottato all'età di 30 anni, e da questa famiglia che se n'è presa carico e cura, ma quindi succede anche all'interno di famiglie nostre, purtroppo italiane. Allora, Anna Maria Bigon ieri sera a Focus, consigliere regionale del Partito Democratico. Andiamo a Treviso, dove ci sono state pesanti minacce al candidato sindaco del Terzo Polo Nicolò Rocco, e quindi un clima incandescente, mentre il candidato sindaco sceglie la via del silenzio. Dal capolista Roberto Grigoletto è arrivata una denuncia pubblica. Vediamo. Ma è successo che il nostro candidato Nicolò Rocco e uno dei nostri giovanissimi candidati consiglieri comunali, Giacomo Bruscagin, sono stati nuovamente minacciati, nonostante appunto noi avessimo cercato di chiudere questa triste vicenda. Messaggi personali ricevuti direttamente sul cellulare del nostro candidato sindaco, che non fanno certamente piacere, ma anzi preoccupano notevolmente. La vicenda quindi non è chiusa, in campo ora c'è anche la Digos. Sono le 12:28 del 26 aprile quando Nicolò Rocco riceve 3 messaggi via WhatsApp dal numero di Francesco Cancian, segretario trevigiano di Sinistra Italiana. Tic tac, il tuo tempo nella terra sta per scadere, dice il primo. Seguono poi 6 smile, quindi nella foto profilo stai baciando un cadavere. Il terzo che fa riferimento all'immagine di Rocco con la fidanzata. Insomma, Cancian ci sarebbe ricascato, e questo a poche ore dal suo ritiro dalla corsa con Coalizione Civica, per messaggi social dello stesso tenore, sempre espressi nei confronti di Rocco, per cui c'erano state anche delle scuse. La cosa grave è che nessuno sta gestendo questo pericolo, perché oggettivamente è un pericolo, oltre che un inquinamento evidentemente della campagna elettorale. Io faccio presente che soltanto una lista, quella del Partito Democratico, a cominciare dalla consigliera Tocchetto al segretario provinciale Zorzi, hanno espresso solidarietà a Nicolò Rocco, a Giacomo e alla nostra lista. Delle altre liste nessuna ha inviato un messaggio di solidarietà. E tira in ballo Giorgio Denardi, anche il sindaco uscente Mario Conte, che da un lato solidarizza con Rocco, dall'altro si dice pronto ad aiutare Cancian nel caso di fragilità. Ci tengo anche a stigmatizzare il post del candidato Denardi, che ha minimizzato un fatto grave dopo aver
invece condannato una presunta aggressione da parte mia nei suoi confronti, aggressione che non è mai avvenuta, però quello lo riteneva politicamente un fatto gravissimo, invece una vera e propria aggressione verbale, minacce, tende a minimizzarla e sdrammatizzare, forse perché è un candidato che lo sostiene. A rendere il clima ancora più torbido alcuni profili fake che si sono sbizzarriti nelle scorse ore. È il caso di un certo Igor Simutenkov, Rocco morto sempre, si legge fra i commenti. Chi si cela dietro questi nomi? Dall'agone elettorale a un'aula di tribunale, il passo è brevissimo. Tendete a formalizzare denunce, querele contro Cancian e contro Ignoti? Si vedrà evidentemente nelle prossime ore. Certo che se è un pericolo e rimane così indisturbato e nessuno interviene, sarà necessario provvedere in qualche modo. Una notizia dal Gazzettino: un arbitro preso a schiaffi da un giocatore, l'annuncio dell'AIA, la misura è colma, non dirigeremo più quelle gare. Vediamo i particolari, non arbitreremo le gare dello storico torneo di calcio notturno. Sono queste le dichiarazioni degli arbitri della sezione AIA di Padova dopo quanto accaduto durante la gara di terza categoria tra Vigonovo e Tombelle. Un giocatore del Vigonovo ha preso a schiaffi l'arbitro di Padova dopo essere stato ammonito. Il giocatore è stato squalificato per 5 anni e la società è stata multata. Andiamo a Belluno, dove Tiziana Bolognani ha seguito la campagna referendaria Italia per la pace. Tra i quesiti 2 sono dedicati all'antimilitarismo con riferimento al conflitto in corso in Ucraina e l'altro è anche sulla difesa della sanità pubblica. La raccolta delle adesioni è iniziata lo scorso 22 aprile, significativamente a ridosso della festa della liberazione, e l'obiettivo è di raggiungere in 3 mesi quota 500.000 firme da presentare prima alla Corte di Cassazione e poi a quella costituzionale. Per il disarmo e la difesa della sanità pubblica, sotto il nome Italia per la pace, si sono uniti 2 comitati, Ripudia la guerra e Generazioni future. 3 i quesiti referendari proposti. Il primo quesito mira proprio a bloccare subito l'invio di materiale bellico e la fornitura di armamenti in generale. Il secondo quesito: si vuole evitare che il Consiglio dei Ministri possa adottare delle deliberazioni vincolanti al pari di un obbligo internazionale assunto dall'Italia. Abrogazione della deroga alla cessione di mezzi, materiali e equipaggiamenti militari a paesi in guerra, decisa dai governi Draghi e Meloni attraverso decreti legge nel primo caso. Nel secondo, di portata più generale, il quesito è volto ad impedire che il Consiglio dei Ministri in autonomia possa decidere l'invio di armi in territori di guerra. Infine, il terzo quesito sul tema sanitario, che si prefigge di garantire e tutelare il servizio sanitario pubblico, escludendo i privati dalla partecipazione alla pianificazione sanitaria. Sappiamo bene che le strutture private partecipano in grandi misure, spesso in maniera efficace, a fornire servizi essenziali sanitari sul nostro territorio, però nel momento della programmazione noi riteniamo che queste strutture, questi soggetti debbano restare al di fuori. I banchetti per la raccolta delle firme saranno presenti a Belluno anche il 6 maggio e il 6 giugno, ma si può firmare anche online e in tutti i comuni. Abbiamo il bisogno di trovare degli autenticatori, perché questa operazione di raccolta firme necessita obbligatoriamente di questa figura. A Belluno per fortuna abbiamo l'aiuto di un consigliere comunale, si può andare a firmare anche all'ufficio elettorale del comune di Belluno, come in tutti i comuni più piccoli della nostra provincia. Il nostro è un territorio molto disperso, sono tanti piccoli comuni in tante valli, però sono stati mandati quesiti referendari in tutti i comuni, che sono tenuti a stamparli, vidimarli e raccogliere le firme degli elettori. Servizio di Tiziana Bolognani. I nostri parlamentari si picchiano di santa ragione a Montecitorio. È successo oggi dopo il ritorno al voto del documento economico e finanziario, una vera e propria rissa. Le telecamere della RAI hanno inquadrato altro, per carità di patria, ma intanto mentre si picchiano le famiglie italiane sono sempre più povere, potere d'acquisto ancora a picco. Nel primo trimestre la corsa dei prezzi ha superato di 7 punti l'aumento delle retribuzioni. Si va verso l'estate, aperti gli ombrelloni dello stabilimento balneare del Blue Moon al Lido di Venezia. Nel prossimo fine settimana altre spiagge inaugureranno la stagione. L'estate 2023 nasce con grandi aspettative, nonostante i tanti problemi da cui siamo afflitti. Almeno il turismo, insomma, dovrebbe andare a gonfie vele. Vediamo.
Al Lido di Venezia la stagione balneare 2023 è già una realtà. Aperti gli ombrelloni al Blue Moon già in aprile. Confidando in un meteo favorevole si potrà quindi andare al mare, trovando gli stabilimenti balneari in piena attività. La soddisfazione di Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto. Dopo l'apertura anticipata in occasione del weekend di Pasqua, con oggi ufficialmente parte la stagione balneare sulla costa veneta, sono molte le strutture aperte a Jesolo, a Cavallino Treporti, a Bibbione, ma oggi ci troviamo al Lido dove la Venezia Spiagge ha ufficialmente dato il via alla stagione 23, gli ombrelloni sono approntati sulla spiaggia, le attività economiche partono, c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di mare. Gli operatori non nascondono anche le difficoltà che stanno attraversando il settore, ma il Veneto, nonostante tutto, vuole essere leader a livello nazionale. Nonostante le incertezze e le criticità che continuano ad attanagliare il settore, ad esempio sulla questione delle concessioni balneari, la grande macchina della costa veneta è di fatto partita e c'è grande entusiasmo, insomma gli operatori ritengono che sarà un'ottima stagione e quindi guardiamo alla stagione 23 assolutamente con ottimismo. Al Lido già nel prossimo weekend ci saranno altre aperture di stabilimenti, poi il momento clou da maggio a metà settembre con la mostra del cinema. Siamo certi che avremo dei numeri che ci riporteranno al periodo prepandemico e probabilmente in alcuni casi dove c'è stato un innalzamento del livello qualitativo dei servizi, come nella spiaggia in cui ci troviamo, riusciremo addirittura a superarci per confermarci ancora una volta come primo tematismo turistico balneare anche a livello nazionale. A Padova i giovanissimi alfieri della Repubblica nominati dal Presidente della Repubblica nel febbraio scorso hanno avuto come riconoscimento anche il sigillo della provincia. Sono orgoglioso di me stesso perché non mi aspettavo che poteva diventare una cosa del genere, ma non voglio neanche montarmi la testa talmente tanto da dire oddio sono il re del mondo, ma sono un semplice ragazzino come tutti e voglio rimanerlo. Nelle parole di Tommaso Zotti di Campo San Martino, che ha portato in salvo i suoi amici guidando lo scuolabus quando l'autista si è sentito male, c'è tutta la semplicità e la spontaneità di chi fa del bene senza chiedere niente in cambio. È uno dei 3 ragazzi padovani nominati dal presidente Sergio Mattarella alfieri della Repubblica lo scorso 24 febbraio. Anche la provincia di Padova ha voluto celebrarli e ringraziarli per il loro operato. Sono tutti ragazzi che sono impegnati per gli altri, che è una cosa importante, aiutare i suoi compagni, aiutare veramente tante manifestazioni di solidarietà e amicizia nei confronti dei terzi. E mi ricordo che Padova è stata come provincia, è stata anche capitale volontariato e questi sono 3 gioielli che ha Padova e sono molto orgoglioso di loro. Ragazzi impegnati a scuola e nel sociale come Giulia Martinello di San Pietro Ingù, che ora sogna un futuro in aeronautica, ma che si impegna già nel presente. Ho potuto rivivere questa emozione qui alla provincia di Padova e sono contenta di poter rappresentare tutti i ragazzi del nostro Stato che fanno tantissime opere di bene per il prossimo. E io ho fatto nel mio piccolo qualcosa per la comunità di Vares in Bosnia, dove con il mio gruppo scout ho vissuto delle esperienze che ricorderò per sempre, cercando di donare un sorriso, semplicemente giocando con i bambini e i ragazzi di questo paese che ancora vive i ricordi della guerra che c'è stata appunto in Bosnia. Eroi per caso nella quotidianità che non vedono difficoltà ma opportunità, come Diletta Lago di Cittadella. Fin da quando siamo molto piccole conosco una mia amica che ha una disabilità di tipo cognitivo con la quale siamo amiche semplicemente, e siamo in classe insieme e ci aiutiamo, lei ha qualche difficoltà a comunicare e quindi magari riusciamo a comunicare noi due, tante volte magari l'aiuto anche a fare tra virgolette un po' da interprete, però anche lei aiuta tantissimo me perché è solare, spontanea, semplice, poi è molto allegra, entusiasta delle piccole cose, quindi non sono solamente io che aiuto lei, ma anzi molto spesso è il contrario. Che carina, che bei ragazzi, parliamo sempre di ragazzi per
purtroppo fatti di cronaca, baby gang, aggressioni, risse, dopodiché ci sono anche i ragazzi di cui parliamo poco e facciamo un mea culpa. Ne inviteremo, speriamo di averne qui in studio quanto prima. Ieri sera a Focus abbiamo parlato anche di musica, c'era tra gli altri ospite il maestro Giorgio Pavan, violinista della Fenice, che ha organizzato tanti concerti nelle strutture ospedaliere, specie al Cafoncello. Sentiamo cosa ha detto ieri sera. È una battaglia, nel senso il musicista, l'artista in generale si aspetta sempre molto dalla politica per la cultura, no? Ricordo che una volta il maestro Muti ci ha raccontato un episodio. Lui ha studiato al Conservatorio di Napoli, quindi è andato un giorno col figlio, insomma era di passaggio a Napoli, ha fatto una passeggiata in centro storico, poi ha detto faccio un giro in conservatorio, ha fatto per entrare visto che sostanzialmente stava veramente crollando a pezzi, no? Quindi in qualche modo si è messo in contatto col governatore De Luca, insomma, che gli aveva promesso che nell'arco di 1 anno e mezzo, 2 avrebbe in qualche modo fatto restaurare. Ecco, dopo circa 2 anni e mezzo il maestro è ritornato in conservatorio e sostanzialmente era identico a come l'aveva visto 2 anni prima, e quando ha fatto presente la cosa gli hanno detto che in sostanza i tempi della politica, insomma, non sono decisamente quelli che vengono spesso, no, promessi. E diciamo che in generale comunque quello che ci si aspetta dalla politica è sostegno non solo magari economico, è un sostegno anche a volte di partecipazione, di presenza, insomma, che devo dire che nella nostra regione trovo che sia virtuoso in questo senso. Allora, questo era il maestro Giorgio Pavan. Ieri sera a Focus è stato presentato a Udine il programma della 94esima adunata degli Alpini, che dall'11 al 14 maggio avrà sede proprio nel capoluogo friulano. Vediamo. Saranno tra gli 80 e i 90.000 gli alpini che sfideranno a Udine domenica 14 maggio in occasione della 94esima adunata, che torna nel capoluogo friulano per la 5ª volta dopo 27 anni. Per celebrare la festa sono attese dalle 400 alle 500.000 persone a partire da giovedì 11 maggio, una festa che si svolgerà nel segno della solidarietà e della memoria, nostri valori fondamentali e della massima sicurezza per tutti i partecipanti, ha sottolineato il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero, presentando stamattina in Castella Udine il raduno. Sarà un momento importante, da quello che sento, ormai che tutto il Friuli e non solo è occupato dai nostri alpini che vogliono essere poi presenti al clou della domenica, al momento in cui davanti alle tribune sfileranno tutte le nostre sezioni e tutti i nostri gruppi sia dell'Italia che all'estero, per dire ancora una volta che noi siamo attaccati profondamente alle nostre tradizioni e ai nostri valori, che vogliamo bene all'Italia e che vogliamo bene ovviamente a quella solidarietà che io credo sia l'unica via per poi poter anche costruire una pace duratura. Tra i momenti clou della Dunata, oltre alla sfilata per le vie del centro, anche la visita l'11 maggio al Sacrario di Re di Puglia per onorare tutti i caduti e anche alla caserma Goi Pantanali di Gemona per commemorare gli alpini morti nel terremoto del 1976. Questi sono i nostri valori, soprattutto qui in Friuli, dove gli alpini sono di casa, me lo lasci dire, e dove veramente vogliamo anche ricordare ciò che tutti gli alpini hanno fatto insieme ai friulani per la ricostruzione dopo quel tremendo terremoto del 1976. Tra le altre iniziative, le attività addestrative e le dotazioni militari schierate nella cittadella degli Alpini, che sarà inaugurata il 12 maggio, e il lancio dei paracadutisti il 13 maggio. Protagonisti, come annunciato dal generale Matteo Spreafico, capo di Stato Maggiore delle truppe alpine, pure gli alpini in armi. Ci saranno con le bandiere di guerra dei 3 reggimenti friulani, e quindi l'8° reggimento alpine, il 3° artiglieria da montagna, il 14° reparto comando supporti tattici e anche lo stendardo del reggimento Piemonte Cavalleria. E ovviamente noi saremo lì con le nostre telecamere, come sempre, al fianco delle penne nere. Breve break pubblicitario e poi torniamo subito. State con noi.
Al Corriere della Sera una notizia appena arrivata riguarda Rosa e Olindo, responsabili della strage di Erba. Un procuratore di Milano aveva parlato di revisione del processo perché sarebbero innocenti, dopo aver tra l'altro raccontato come hanno compiuto quella orrenda strage, e la procura di Como giustamente risponde: ingiustificabili le accuse ai magistrati, prove certe contro Olindo e Rosa, che sono ovviamente in carcere, condannati all'ergastolo, in carceri lontani, e invece sono molto vicini. Questa è un'altra storia, un'altra faccia della medaglia. Linda e Pietro di Villorba, da 60 anni sono sposati, quindi hanno festeggiato ieri le nozze di diamante. Servizio di Francesca Bozza. E anche a bisticciare, perché dopo si fa pace. Era il 27 aprile 1963. Nella chiesa di Santa Maria del Rovere, Linda Zottina e Pietro Bombacigno convolavano a nozze. Intorno a loro i familiari più stretti. Chissà se il giorno del sì si sarebbero immaginati di arrivare a tagliare il traguardo dei 60 anni di matrimonio. Più di mezzo secolo vissuto l'uno accanto all'altra. 10 anni trascorsi a Bari, paese natale di Pietro, poi il ritorno nella Marca. 6 figli, 10 nipoti, 3 pronipoti e un quarto in arrivo. Tanti momenti belli, alcuni dolorosi, ma che sono sempre riusciti a superare sostenendosi a vicenda. Linda ricorda molto bene il primo incontro di 61 anni fa, quando lui stava facendo il militare alla base Cadorin e lei era una giovane ragazza di 19 anni. Eravamo al cinema, lui è entrato dentro con amici e ha trovato un posto libero vicino a me. E ci siamo guardati, va bene. Dopo ha cominciato a fare il piedino ed io con la scarpa di vernice nera ho detto: stai fermo? Lui ha detto: ci sta, questa qua. All'uscita dal cinema Pietro non riesce più a vedere Linda, ma non si arrende, intenzionato a ritrovarla. Se è destino la troverò ancora, e infatti la troverò dopo, un'altra volta. E il destino ha portato Pietro fino a Porta Calvi, dove Linda aiutava i genitori nel negozio di frutta. Da quel momento non si sono più lasciati, per entrambi un vero e proprio colpo di fulmine. È il momento quando è venuto al cinema, l'ho guardato, ho detto: un bel ragazzo, sì. Boh, la figura come si chiama? Del militare tira sempre. Appena vista, ho detto: questo è per me. Tra fiocchi bianchi, palloncini e confetti, Linda, oggi 81enne, e Pietro, 83 anni, celebrano le nozze di diamante, circondati dalla loro numerosa famiglia. Thomas, come sono questi nonni? Questi nonni sono bravissimi, molto educati, ci aiutano con la pasta ragù. Linda e Pietro ripensano i momenti più belli condivisi insieme, dalla nascita dei figli e dei nipoti alle feste in famiglia, agli anniversari. 25, 50 e adesso 60. Siamo arrivati. Rallegramenti, una bella storia raccontata da Francesca Bozza. Siamo in chiusura del TG Focus. Ringrazio Tony Esposito e Mattia Pizzaia oggi in regia. Ci vediamo domani a mezzogiorno e invece stasera a Focus alle 21:15. Arrivederci, buona giornata.